Il difensore centrale spagnolo Raúl Albiol, che compirà 40 anni il prossimo 4 settembre, ha superato con successo le visite mediche lunedì, nell'ultimo giorno di mercato, e ha firmato un contratto con il Pisa valido per questa stagione, con la possibilità di prolungarlo per un altro anno. Campione del mondo con la Spagna nel 2010, Albiol arriva in Italia da svincolato dopo la sua esperienza al Villarreal. Ex giocatore del Napoli, dove ha militato per 6 stagioni, ha espresso il desiderio di concludere la carriera in Italia, insieme alla sua famiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche a Bologna, si è recato nella sede del Pisa per finalizzare l'accordo contrattuale. Anche se il club non ha ancora comunicato ufficialmente l'ingaggio, il contratto è stato firmato e sarà registrato a breve in Serie A. La sua condizione di free agent gli permette di essere tesserato anche dopo la chiusura ufficiale del mercato. Nelle prossime ore, l'accordo verrà formalmente registrato e Albiol sarà inserito ufficialmente nella rosa guidata da Alberto Gilardino, ex attaccante della nazionale italiana e campione del mondo nel 2006. Nelle prime 2 giornate di campionato, il Pisa ha ottenuto un pareggio contro l'Atalanta e una sconfitta con la Roma. Nel corso della sua carriera, oltre a Villarreal e Napoli, Albiol ha vestito anche le maglie di Real Madrid, Valencia e Getafe. L'arrivo di Albiol rappresenta un colpo d'esperienza e leadership per il Pisa, che punta a consolidare la propria posizione in Serie A dopo un inizio di campionato non semplice. La sua presenza nello spogliatoio sarà fondamentale non solo in campo, ma anche per la crescita dei giovani difensori della rosa. La società ha voluto puntare su un profilo di alto livello per dare solidità al reparto arretrato. Albiol, che vanta oltre 500 presenze nei massimi campionati europei, è conosciuto per la sua intelligenza tattica, il senso della posizione e la capacità di guidare la linea difensiva. Anche se si avvicina ai 40 anni, ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere ancora competitivo ad alti livelli, come testimoniato dalle sue prestazioni con il Villarreal in Liga e in competizioni europee. Il difensore spagnolo ha firmato con entusiasmo, mostrando grande motivazione nel voler affrontare questa nuova avventura italiana. Ha dichiarato di sentirsi in buona forma fisica e pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore e dei compagni di squadra fin da subito. La sua esperienza internazionale potrà essere un valore aggiunto in un campionato sempre più esigente come quello italiano. Secondo fonti vicine al club, il tecnico Gilardino avrebbe spinto personalmente per l'ingaggio del difensore, ritenendolo il profilo ideale per dare equilibrio alla squadra. La sua capacità di adattarsi sia in una difesa a 4 che in una linea a 3 offre soluzioni tattiche interessanti per lo staff tecnico del Pisa. Dal punto di vista ambientale, Albiol e la sua famiglia hanno accolto con favore il ritorno in Italia. Hanno mantenuto un legame affettivo con il paese fin dai tempi di Napoli, città dove il calciatore ha lasciato un ottimo ricordo. Pisa rappresenta per lui non solo una nuova sfida sportiva, ma anche una scelta di vita. Nei prossimi giorni, il club organizzerà una conferenza stampa di presentazione, in cui Albiol parlerà ufficialmente ai tifosi e ai media. L'entusiasmo attorno al suo arrivo è già palpabile tra i sostenitori nerazzurri, che sperano di vedere in lui il leader capace di guidare la squadra verso una stagione positiva. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.